Camillo, ti devo interrompere perché abbiamo Titto di Radio Rai 2 che deve fare un'intervista in diretta al ministro. Si sta avvicinando un po' ballicchia, stanno dando c'è in onda una canzone. Io sono conduttore di Decanter, Tinto, Fede Tinto, facciamo questa trasmissione da 7 anni su Radio 2 Rai, tutte le sere. Luca Zaia è venuto un sacco di volte, sia telefonicamente che in studio da noi, è stato intervistato più volte, ha scritto questo libro, quindi fra poco vorremmo disturbarlo e disturbarvi, non ce ne vogliate, in diretta per capire come mai ha scritto questo libro, che cosa è venuto fuori, eccetera. È soprannominato da noi il ministro DJ in quanto prende le intro meglio di noi, quindi devo dire che l'applauso questa volta non va allo speaker, quindi a me, ma va a lui, veramente. Io mi avvicino, amici ascoltatori, sono con Luca Zaia, lo conoscete tutti, è il ministro dell'agricoltura, ma da oggi anche scrittore, quindi adottare la terra per non morire di fame, perché non dobbiamo dimenticare i veri sapori della nostra vita. La prima domanda, qual è lo stato di salute della terra, in questo caso medico, Luca Zaia? Direi positivo, visto considerato che ancora i nostri prodotti dell'agricoltura sono prodotti che sono certificati, quindi un invito a tutti quelli che si stanno ascoltando di comprare prodotti di stagione, prodotti del territorio e di non fare l'errore ovviamente di superare l'OGM. Esatto, OGM vade retro, potremmo dire, ecco, meglio un contadino laureato che un avvocato disoccupato, Luca? Direi che è meglio trovare un posto di lavoro compatibile con il proprio titolo di studio e posso dire che abbiamo inaugurato un rinascimento, una stagione proprio unica, che io l'ho chiamato rinascimento agricolo, visto considerato che il 10% degli agricoltori italiani hanno meno di 40 anni, il che significa che abbiamo circa 140.000 aziende che sono condotte da giovani che hanno veramente innovazione e voglia di fare, quindi anche con aziende particolarissime che hanno voluto mettere in piedi la contabilità. Ecco, spesso si usa la parola globale, due maroni, si dice, per usare le castagne, locale, ministro, si può? Sì, noi siamo local, cioè vogliamo globalizzare quello che è locale, questa è la vera sfida, portare adesso la nostra bresaola piuttosto che lo squacquerone o il formaggio di fossa in tutto il mondo. E con i mercati e soprattutto la risposta che diamo a tutti quelli che vogliono la porcheria. Esatto, allora Luca Zaia, adottare la terra per non morire di fame, perché non dobbiamo dimenticare i veri sapori della nostra identità, edizione Mondadori, Strada e Bulu. L'ultima domanda, hai scritto un libro, quindi come si scrive squacquerone per tutti gli ascoltatori di campo? Si scrive S e poi acqua, squacquero. Bene, in allegato con il libro. Grazie a Luca Zaia, al Ministro dell'Agricoltura. Grazie a Tito e la sua incursione di Radio Rai 2. Paolo, due parole in chiusura? Due parole in chiusura, l'integrazione alimentare secondo me è il progetto prossimo, cioè che chi apre anche un ristorante etnico, come diceva Camillo Langone, usi i prodotti del nostro territorio. E esperimenti del genere, io ho provato a farli con una manifestazione a Milano, prendono piede, la carne bovina piemontese per fare il kebab, perché no? Perché no? È la stessa logica con cui è stata fatta l'operazione Mecche. E concludo dicendo una cosa, cioè Luca Zaia per me è stato il ministro che ha avuto il coraggio di prefare un mio libro su una battaglia che era di Luigi Veronelli sulle denominazioni comunali. Le denominazioni comunali sono esattamente questo, cioè il comune che prende coscienza della propria identità e che si identifica a volte in un piatto, in un prodotto. Io spero che il Veneto, adesso ne parlo al governatore, diventi il grande laboratorio delle denominazioni comunali in Italia. Grazie. Grazie a Paolo, grazie a Camillo, grazie ovviamente al Ministro e Presidente Luca Zaia che sarà disponibile per firmarvi le copie del suo libro. Che cosa dire? Viva i prodotti locali, viva i prodotti a chilometro zero, di stagione, possibilmente biologico, abbasso gli OGM, non se ne può più, questo per il bene della nostra società, per il bene del nostro pianeta e delle future generazioni. Un'ultima frase tratta dal libro, ancora una volta, la speranza risiede nel rapporto tra uomo e terra, la nostra casa. Grazie.